È venuto comunque a manifestare la sua solidarietà. Certo che sono venuta perché giustamente Marcella comunque qui in questa zona è un'istituzione. La conosco bene e mi dispiace, e poi mi dispiace che mandino via i vecchi, perché l'hanno già fatto col professore di greco qua. 101 anni e l'hanno cacciato via. Da quando la conoscevo da piccola Venezia è stravolta, non è più la stessa. È un baraccone da fiera, non solo per causa dei turisti ma anche degli studenti che fanno un chiasso impossibile nei campi. Si fa la fila per esprimere la propria solidarietà a Marcella, a pochi passi dalla casa da cui questa signora di 81 anni è stata sfrattata. Una processione di veneziani d'ogni età, professione, estrazione sociale, che hanno voglia di fare comunità, perché oramai è trasversale il fronte che si è formato in città davanti ad un'emergenza grave sempre più sentita. È sempre più difficile abitare a Venezia? Sì, è sempre più difficile perché non si trova casa, perché gli affitti sono in aumento, perché c'è un mercato immobiliare assolutamente drogato dalle locazioni brevi, dalle cosiddette affittanze turistiche, e perché c'è anche una gestione, diciamo così, un po' sconsiderata della residenzialità pubblica. Abituata da sempre a guardare oltre i confini, Venezia si conferma città internazionale anche in queste iniziative che coinvolgono i veneziani per così dire d'adozione, come questo gruppo di francesi. I negozi sono partiti. Ah sì? Sì. Che negozi hanno chiuso? I negozi sì, sono chiusi, negozi simpatici. Stupisce, ma in fondo fa anche piacere che a preoccuparsi del futuro di Marcella o di Venezia più in generale ci sia anche chi arriva dal North Carolina. Peccato che al momento serva ancora poco. Ultimamente sono ancora di più i veneziani che se ne stanno andando. Sì, purtroppo al dato dell'anagrafe comunale, ultime 4 settimane sono 4 residenti al giorno. Speriamo che sia un picco momentaneo, ma questo è il dato delle ultime settimane e sono veramente tanti. Devono essere 30.000 in più. Ci sentiamo un po' presi in giro da questo punto di vista.